Un'esperienza che permette di sviluppare anche in noi un certo sesto senso. Di cosa si tratta? Ma io ad esempio mi ricordo la gita che ho fatto in bicicletta con un ragazzo che non vedente, pedalavamo tutti e due in questo tandem e lui mi ha fatto capire delle sensazioni, dei suoni, dei profumi, degli odori che normalmente una persona non se ne rende conto, e loro te le fanno capire perché hanno queste capacità in più, e quindi questo mi ha fatto sentire veramente più forte. Barca a vela, canoa, catamarano, immersioni e lezioni di cucina da far concorrenza a MasterChef. È l'estate inclusiva del litorale veneto, progetto finanziato dalla Regione Veneto attraverso gli assessorati al turismo e servizi sociali, con il coinvolgimento delle ULSS 3 Serenissima e ULSS 5 Polesana, con l'azienda sanitaria ULSS 4 Veneto Orientale a fare da coordinatore dell'evento. I 10 comuni hanno organizzato veramente tantissimi eventi, tantissime esperienze ludico-motorie per permettere a tutti i turisti che hanno problemi di disabilità di poter fare una giornata in spiaggia o una settimana al mare facendo sport, vivendo il mare con le barche a vela, con le canoe attrezzate apposta per le persone diversamente abili, con le gite in bicicletta. Nel progetto dal nome Turismo Sociale e Inclusivo nelle spiagge venete, oggi nel bilancio della fine dell'attività coinvolti ben 10 comuni del litorale con le categorie economiche e associazioni di volontariato. Hanno portato la barca loro veleggiando, loro senza il nostro aiuto, solo con i nostri consigli, e l'hanno portata fino qui a Venezia. Sono stati tutti molto bravi, tutti quanti. Chi è che ha fatto il cuoco in barca? Ero io perché io ho fatto il quinto anno superiore a Vittorio Veneto e dopo sono uscito a fare con lui Con Matteo. Che cosa avete cucinato per il vostro equipaggio? la pasta alla matriciana.